Ciao GQ, oggi passerete la giornata con Brando. Venite con me. Questa è la strada che faccio la mattina per andare al festival. Mi piace molto perché oltre ad essere un bel tratto di mare qui a Lido, c'è molta poca gente. Si vede molto la differenza tra quello che accade lì e quello che accade nell'altra parte dell'isola. Andiamo a prendere l'autobus. Siamo con l'autobus in direzione festival. Sono venuto qua a Venezia il primo anno con 2 film, uno in concorso, uno in cinema nel giardino, e vedevo i ragazzi della mia età in fila con i badge per andare a vedere le proiezioni e ho rosicato. Sono ormai 5 anni che vengo come accreditato e anche quest'anno, nonostante abbia avuto 2 giorni di presentazione, sto cercando di farmi più tempo possibile per cercare di vedere più cose possibili. Vamos! Questa per me è diventata una visita guidata da me al Festival di Venezia. Vi racconto che cos'è questo spazio. Questo è un giardino stupendo dove io passo il tempo a riflettere sui film che ho visto dopo le proiezioni, a discuterne con amici e con sconosciuti e delle volte anche a bisticciare su ciò che abbiamo pensato. Faccio una foto intanto, ragazzi, a voi che mi fate le domande e mi inquadrate. Questa qui dietro, che è la sala nel giardino, è la sala dove ho presentato per la prima volta un film a Venezia, che era L'estate addosso di Gabriele Muccino. Questa è la strada per arrivare all'Excelsior, sto andando lì a fare uno shooting, parola che mi fa molto ridere da dire ogni volta che la dico. In concomitanza con il mio sviluppo come attore e come amante del cinema ho inevitabilmente buttato nel calderone anche altre cose, e non essendo poi la recitazione la mia passione primaria ma le immagini, ho nel tempo nutrito e fatto crescere la mia passione per la fotografia e per il lasciare vivido un ricordo, pure perché io ho una memoria abbastanza pessima, quindi ho bisogno di qualcosa che sia tangibile e che mi riporti a un determinato momento. Cerco di rubare il più possibile da quello che vedo e che mi piace. Voilà, on mange. Sono qui a Venezia con Padre Pio, il film di Abel Ferrara con Shia LaBeouf, 2 leggende molto controverse per motivi diversi entrambi, sia per un tipo di cinema molto underground, molto punk, io venendo da tutt'altro background, sia recitativo che cinematografico, non conoscevo quel tipo di approccio, quindi è stato molto bello e mi ha fatto sentire delle cose. Non c'era modo migliore per concludere questa esperienza se non essere qui e essere presenti insieme a tanti altri film incredibili. Improvvisamente diventa tipo un documentario introspettivo come cammino sulla spiaggia, capito? La spiaggia per me è il presente, è quello che vivo, e la cosa bella di essere a Venezia è che hai ad un passo dalle sale, ad un passo dal cinema, anche il mare. Io sono nato e cresciuto in un posto vicino Roma che si chiama Fregene, sono cresciuto facendo surf, che è un culto più che uno sport, ed è molto divertente perché Riccardo, il fotografo con cui ho scattato le foto prima, è anche lui un altro grande surfista. E ci siamo visti per anni in acqua a surfare, e improvvisamente poi ci siamo ritrovati qui a Venezia e io l'ho guardato un giorno e gli ho fatto: ma che stai facendo tu qua? E ovviamente lui fa: guarda che sono 30 anni che io vengo qua e sei tu che sei un novellino. E ora vorrei andare a vedere un film. Grazie GQ per aver passato questa giornata con me. Io adesso vado in sala, vado a guardarmi un film e con voi a casa ci vediamo in sala, spero. Andate al cinema, per favore, andate al cinema. Ci vediamo presto. Ciao, se vuoi vedere altri contenuti video di GQ, clicca qua.
Clicca. Qua. E dai, clicca. Clicca.